qua davanti a noi vediamo due mappe differenti. La prima è una riedizione della classica cartina dialettale della Lombardia che ci offre la linguistica italiana con qualche variazione ed è stata prodotta utilizzando dati disponibili da Mac Moreno ed è stata pubblicata su Wikimedia Commons. Mentre invece a destra vediamo una delle tante proposte di cartina dialettale d'Italia, una delle peggiori, che prova a dividere il lombardo occidentale dal lombardo orientale. Che il lombardo sia diviso in questi due macrogruppi è un qualcosa che viene pensato da tempo, anche prima del Biondelli, che è stato colui che ha in un certo senso santificato questa divisione, la sosteneva anche il Cherubini, per quanto tendesse a pensare un lombardo occidentale che lui denominava milanese ben più grosso e un lombardo orientale che lui denominava bresciano un po' differente da com'era oggi. In effetti, se una persona prende un treno da Milano a Bergamo e va a parlare in dialetto con i rispettivi parlanti, si rende conto che tutto sommato parlano due varietà che appartengono allo stesso sistema linguistico. Ma vi sono delle differenze. Quindi possiamo parlare di due gruppi che appartengono allo stesso sistema linguistico e questo lo possiamo fare intuitivamente. Esattamente come noi intuitivamente possiamo vedere un essere umano e dire, eh sì, questo è proprio un essere umano. Però provate a definire essere umano nella vostra testa. Se io cerco su Google la definizione di essere umano, mi viene data quella di Oxford Languages che dice un uomo, una donna o bambino della specie Homo sapiens, distinta dagli altri animali da uno sviluppo mentale superiore, la possibilità di articolare il linguaggio e dalla posizione eretta. Ebbene, ci sono umani che questo sviluppo mentale non ce l'hanno. Ci sono umani che non possono parlare, ci sono umani che non possono camminare. Quindi, quando si passa dalle definizioni intuitive alle definizioni più formali, è facile, specie quando si parla non di assiomi della fisica, ma di cose che esistono in un continuum, che si sono sviluppate in autonomia, avere delle situazioni un po' problematiche. Per esempio, quella che viene citata come classica differenza tra il lombardo occidentale e il lombardo orientale, che se prendiamo Milano è anche vera, e Bergamo, è che in lombardo occidentale non ci sono i plurali femminili desinenziali, mentre ci sono in lombardo orientale. A Milano si dice la dona, i don, mentre invece a Bergamo si dice la dona, di solito loro dicono la femmina, però esiste anche la dona, idone. Però, se uno va a Novara, dove il dialetto è certamente di tipo occidentale a livello intuitivo, dicono idoni, quindi c'è il plurale desinenziale. Ma ancora peggio, se uno va a vedere quella che è la storia della lingua lombarda, si rende conto che quella con tutta probabilità era la forma pan-lombarda un tempo. Tutti dicevano qualcosa sulla linea di lidoni, che poi è caduta in gran parte della Lombardia occidentale, lasciando idon, mentre invece, seguendo un percorso di apertura delle i in e, il lombardo orientale è diventato idone o ledone. Novara, nella sua posizione, come altri dialetti, ha mantenuto invece i doni. Qualcuno, per risolvere questa situazione, ha fatto una proposta. Invece di parlare di lombardo occidentale e orientale puri, parliamo di occidentalità e orientalità, come se fosse uno spettro. Quindi abbiamo il dialetto di Milano, di Bergamo e di Brescia, che sono i punti di riferimento. Invece un dialetto come quello di Novara, che ha una caratteristica che è, tra virgolette, anti-occidentale, lo possiamo definire un dialetto occidentaleggiante, non completamente occidentale, ma occidentaleggiante. Però secondo me questa visione ha un problema, che è poi il problema di come oggi classifichiamo la lingua lombarda. E ve lo spiego leggendo una citazione di Glauco Sanga. Questa citazione si trova nel libro The Dialects of Italy, pubblicato nel 1997, a pagina 253. Ovviamente l'originale è inglese, l'ho tradotto. Le differenze tra il lombardo occidentale e il lombardo orientale, insieme alle aree di transizione, sono troppo marcate per consentire al milanese
di rappresentare l'intera Lombardia. Ciò nonostante, vi fu un tempo in cui un tipo fondamentalmente milanese si estendeva da Novara fino a Trento e fino a Verona. Ed è questa base comune che costituisce l'unità del gruppo dialettale lombardo, mentre le differenze sono dovute a sviluppi successivi più superficiali. Ricerche recenti rivelano un'area linguistica sostanzialmente omogenea di tipo milanese che si estende dalla Lombardia occidentale fino alle province di Trento e Verona, cedendo il passo al dialetto di tipo lombardo orientale, che si estende dalle città di Bergamo e Brescia, ma non riesce a sommergere completamente queste due province. La resistenza alle innovazioni orientali o semplicemente la lontananza spiegano perché alcune valli, ad esempio Gandino, Camonica, Giudicarie, Lecco e Rendena, parlino ancora dialetti sostanzialmente di tipo milanese. Cosa ci sta dicendo Glauco Sanga? Ci stava dicendo che in principio era un lombardo, o meglio, quando poi si è unito il gruppo. Come sappiamo, come ci ha spiegato più volte Daniele Vitali, prima che la lingua fosse, c'erano lingue di dimensione quasi plebana. Però appunto, quando si è sviluppato un sistema lombardo, c'era un sistema che sostanzialmente copriva tutta la regione in un modo molto simile. Cosa è avvenuto poi? È avvenuto che Bergamo e Brescia hanno iniziato a innovare e questa innovazione ha leggermente distaccato il loro gruppo da quello che era il lombardo precedente. Però questa innovazione non è giunta ovunque. Perché? Perché in alcune aree particolarmente isolate, e l'esempio più palese appunto è il Trentino occidentale, dove il dialetto parlato non ha quasi nulla di definibile lombardo orientale, ma in misura minore ciò accade anche in alcune valli remote della Lombardia orientale, dove il dialetto è ritenuto fortemente conservativo. Cosa conserva? Appunto i tratti paleo-milanesi, potremmo dire. Appunto, in queste aree isolate quello che è successo è che le innovazioni di tipo orientale non sono arrivate in grande forza, quindi sono dialetti considerabili più conservativi, talvolta così tanto da non essere neanche realmente definibili orientali, come nel caso del Trentino occidentale. Una cosa simile invece è successa nelle aree occidentali della regione, dove i dialetti alpini, come vengono chiamati da alcuni, io non ritengo il lombardo alpino un vero e proprio gruppo, ma uso la terminologia per i dialetti che sono appunto montani, hanno avuto delle fenomenologie simili. In queste aree, da un lato vi sono stati fenomeni di conservatività. Questi dialetti spesso sono più conservativi rispetto ai dialetti di città. Hanno conservato varie cose che spesso non esistono più nelle città, ma al contempo hanno anche avuto sviluppi propri dovuti al fatto di essere isolati, di non essere nella grande comunicazione. Perché i dialetti delle grandi città spesso si assomigliano? Perché vi è molta comunicazione tra le città. È la ragione per cui, ad esempio, l'Emilia, pur non avendo mai avuto un proprio stato, ha un proprio gruppo dialettale, la Via Emilia. Ma nei paesi isolati questo succede più raramente, quindi il gruppo rimane parte del gruppo perché le comunicazioni esistono. Però non si comunica così tanto e accadono delle cose che portano a variazioni che sono un po' sorprendenti talvolta. Quindi vi sono questi dialetti che sono contemporaneamente conservativi, ma anche talvolta delle schegge impazzite. Ma per quanto riguarda il sud della regione, capita un qualcosa di molto importante, che qui vediamo utilizzando Dialect Karten nella sua funzione di mappa a cluster. È bene notare, visto che abbiamo parlato poco fa di dialetti alpini, che con l'algoritmo Word la parte della Bregaglia risulta nel gruppo romancio, mentre invece con il complete linkage risulta nel gruppo lombardo. Quindi, diciamo, è oggetto di dibattito. Però il principio che voglio farvi vedere regge con entrambi. Infatti, qui vediamo una cosa molto interessante che conferma le parole di Sanga, ossia Mantova e Cremona vengono classificate con Milano. E questa è una cosa molto importante, perché ci conferma appunto che queste aree, pur slegate da Milano, non avendo subito quell'evoluzione autonoma che ha subito Bergamo e Brescia, sono rimaste sostanzialmente di un tipo paleo-milanese. E vi mostro anche un'altra mappa del Dialect Karten. Questa è fatta con complete linkage, total corpus e numero di cluster 20, in sostanza oltre
non si va. E quello che notiamo è che se nella mappa precedente il Trentino occidentale risulta tutto nel Trentino, qui risulta nel Lombardo, quindi anche qui c'è del dibattito comprensibile. Quello interessante è che qui, a questo livello di dettaglio, il gruppo della Bregaglia si separa e si unisce al gruppo Noneso e Solandro, che trovo una cosa molto curiosa perché alla fine sono entrambi dialetti particolari, un po' di transizione tra il gruppo lombardo e il gruppo ladino. Ma questo video non è che vuole puntare alla minuteria, non vi vuole dire il Noneso sta qua, il Solandro sta là. È un video più generale sulla classificazione dialettale del lombardo. Questa è una bellissima mappa prodotta da Stevan che si trova su Wikimedia Commons e propone le varietà secondo Biondelli e Rognoni. E la divisione che vediamo qua non è solo una divisione occidentale-orientale, ma è anche geografica. Vi è una sezione alpina occidentale, una alpina orientale e poi vi è tutta la divisione che noi conosciamo come da tradizione. Io tipicamente, come vi dicevo, non sono un grande fan dell'idea di lombardo alpino, perché unisce varietà veramente diverse, varietà che sono pacificamente lombarde per quanto un po' conservative, con varietà che invece hanno un'effettiva transizione verso altri sistemi, che le rende talvolta anche di difficile comprensione e classificazione. Ed è soprattutto abbastanza interessante questa nuova idea di sezione alpina orientale, che unisce due dialetti che effettivamente hanno qualcosa in comune, pur essendo all'apparenza abbastanza diversi. Perché, come abbiamo detto, il Camuno è abbastanza conservativo. Però non è conservativo quanto il dialetto trentino occidentale, che talvolta veramente non ha nulla dell'orientale, come lo intendiamo noi, tende a essere invece in orbita più occidentale. E la stessa cosa la notiamo sotto, quando si parla di basso orientale, in cui si includono il cremonese e il mantovano, che la dialettometria ci metteva invece con il gruppo del milanese. Il primo principio da cui partirei è riconoscere che nei fatti il lombardo orientale è stato il primo a divergere da questo sistema unito, sviluppando le sue particolarità. Quindi, se uno inizia da questo sistema indiviso, la prima cosa che deve tagliare è questa, il lombardo orientale. Vi includo il Camuno perché, per quanto conservativo, tende nettamente verso il sistema orientale, e lascio invece in dubbio il cremonese. Perché? Perché se secondo alcuni indici e anche secondo la dialettometria tende verso il resto del sistema, probabilmente con il tempo si è invece molto avvicinato a quello che è il lombardo orientale da vari punti di vista fonetici e dunque si tende a includerlo nell'orientale. C'è anche da considerare che è uno dei pochi dialetti lombardi ad avere una quantità vocalica distintiva emilianeggiante, questo è abbastanza importante. Quindi è un dialetto un po' particolare anche per via della sua posizione direttamente al confine linguistico. È una città principale, ma è praticamente al confine del sistema linguistico, quindi è normale che sia un po' particolare. Per un semplice fatto di continuità geografica, quello che non è lombardo orientale non è separato da esso, è quello che noi tipicamente chiamiamo lombardo occidentale, che se uno avesse segnato bene, cosa che purtroppo non ho fatto prima da Val Camonica, si renderebbe conto che è fondamentalmente anche separata quasi totalmente dal Trentino occidentale. Ci sono alcuni punti di contatto, ma poca roba. E queste varietà però sono ulteriormente divisibili perché hanno tanto in comune, anche dialettometricamente e anche proprio in termini di quello che sono, però secondo me si può fare qualche altra divisione interna. Pur avendo già in un certo senso individuato quello che è il punto che noi andremo a fare. La prima è quella del gruppo che potremmo chiamare macro-milanese, in senso più esteso di quello che utilizza Rognoni. Infatti, tutti i dialetti dell'area milanese, ma anche il comasco, il varesotto, il lecchese e il valtellinese, chiamiamolo ordinario, hanno in comune l'avere una forte dipendenza da Milano, dal punto di vista culturale, economico, infrastrutturale e via discorrendo. Ciò ha portato a dialetti che sono nei fatti molto simili al milanese, soprattutto nelle grandi città che con Milano comunicano.
Però, se guardiamo sopra, non è tutto. Infatti ho fatto la valtellina, come vedete, coperta da 2 colori. Questo perché c'è tutta una serie di dialetti che sono conservativi, particolari, ma chiaramente, proprio a occhio, appartengono allo stesso sistema linguistico. Sono dialetti conservativi, quindi sono denominati spesso dialetti alpini e ci sta, non è un termine che io odio e voglio vietare, è un termine che voglio contestualizzare. Quindi io all'interno di questo sistema occidentale li considero dialetti conservativi, degni di analisi, però comunque parte del sistema. Non è che c'è una dogana, non è come diceva Galli che il lombardo alpino è una lingua separata dal lombardo occidentale. Sono i dialetti più montani, quindi tendenzialmente conservativi, ma anche innovativi e con altre influenze linguistiche. Talvolta, per esempio, in Ossola c'è molta influenza francese data dal lavoro degli ossolani in Francia, ma la considero comunque parte del sistema. Mentre invece andando a sud la situazione è simile. Pavese e lodigiano sono dialetti che hanno una certa statura differente dal milanese in varie cose di fonetica, ma che orbitano comunque intorno a Milano e vi si sono avvicinate nettamente negli ultimi 200 anni dal punto di vista dialettale. Quindi dire che pavese e lodigiano non appartengono allo stesso sistema del milanese è un po' difficile, ma vi appartengono in una posizione di autonomia maggiore, direi, rispetto a quello che Rognoni chiama prealpino occidentale. In sostanza, orbitano intorno a Milano, ma lo fanno con una certa indipendenza, per quanto la stiano un po' perdendo col tempo, ma è abbastanza chiaro, sentendo ad esempio il Varesotto e il Comasco a paragone col milanese, che sono più intimi rispetto al pavese e al lodigiano, che talvolta hanno degli elementi che li avvicinano anche ad altri sistemi linguistici, almeno a livello apparente. E qui rimangono sostanzialmente 3 varietà che secondo me possono avere una dignità di posizionamento autonomo all'interno del sistema lombardo. Il primo è il sistema che si potrebbe effettivamente chiamare lombardo alpino, che è costituito sostanzialmente da Livignasco, Bormino, Grosino, quindi il cosiddetto Alto Valtellinese, e dal Bregagliotto. Queste varietà non hanno tratti orientaleggianti, quindi verrebbe facile classificarle con l'Occidente, però hanno veramente molti tratti conservativi e molti tratti innovativi che li rendono di difficile classificazione. Se con Occidente intendiamo il sistema, tra virgolette, sanghiano, tutto quello che non è orientale, chiaramente sono dialetti occidentali. E la continuità territoriale aiuta, si potrebbero considerare come i più alpini dei dialetti alpini in senso di dialetti occidentali conservativi. Ma secondo me, dato il loro posizionamento, data la differenza anche con i dialetti vicini, anche in termini di mutua intelligibilità, può aver senso classificarlo come un dialetto a sé all'interno del sistema linguistico lombardo, al di fuori della classica binomia Occidente-Oriente, pur riconoscendo che per ragioni storiche e genealogiche è più vicino all'occidentale che all'orientale. Vi sono poi le varietà trentine occidentali, che da questa base lombarda comune non hanno quasi mai subito influenze orientali, se non in alcune varietà di confine. Però talvolta hanno subito influenze dal resto del sistema linguistico trentino. Al giorno d'oggi, secondo me, è quasi insostenibile classificarli in altro modo che non sia autonomo nei fatti, perché difficilmente ricadono nel sistema che noi definiamo occidentale, ma non ricadono chiaramente in quello orientale. È un tipo di dialetto lombardo che, per varie ragioni storiche, è rimasto là, un po' senza venir particolarmente mutato, un po' subendo delle influenze da parte dei dialetti vicini. E infine il mantovano. Il mantovano tradizionalmente veniva classificato come dialetto emiliano, ma al giorno d'oggi vi è sempre più movimento per classificarlo come dialetto lombardo. Ho fatto tutto un video sul mantovano, ve lo lascio in descrizione, in cui analizzo varietà un po' di confine, dove effettivamente non si parla lombardo nella provincia di Mantova e dove il mantovano finisce invece in Emilia-Romagna. Ma il punto è che, escludendo l'alto mantovano, che è chiaramente di lingua bresciana, Mantova parla una varietà a sé
parte del sistema linguistico lombardo, una varietà che anch'essa è stata distaccata dal continuum e che dunque ha mantenuto tantissimi tratti che la rendono più simile al milanese che al bresciano, ma ha anche subito delle evoluzioni proprie, delle evoluzioni date dal suo posizionamento e anche delle influenze talvolta sì orientali, ma anche da lingue come il veneto. In sostanza la classificazione occidentale-orientale tutto sommato regge, se si sa cosa intendiamo per orientale e cosa intendiamo per occidentale. In un certo senso, l'occidentale potremmo quasi definirlo per esclusione, tradizionalmente è stato fatto così. Questi dialetti orientali sono un po' distaccati, ci hanno lasciato l'occidentale. Ma questa posizione diventa insostenibile con Mantova, perché Mantova non è orientale, ma è difficile definirla occidentale. E ciò ci porta al punto, appunto, che un tempo il sistema linguistico lombardo era più unitario, e vi è stato questo distaccamento dell'orientale, un certo accentramento invece su Milano, più forte nell'area di Milano e del Comasco nei fatti, ma anche poi del Novarese, mentre un po' più debole invece nell'area di Pavia e Lodi, e nelle aree invece alpine, dove si parla quasi sempre un dialetto di tipo occidentale, ma più conservativo. Questo dialetto arriva talvolta a essere definibile separato quasi da questo sistema per via della diversità della conservatività, ma questa è una possibilità. Si può classificare il bregagliotto e l'alto valtellinese come dialetto occidentale, ma è un qualcosa di controverso. E ci rimangono appunto poi, al di fuori di questo sistema, due dialetti, il trentino occidentale e il mantovano, che hanno caratteristiche simili, pur essendo vicini all'area orientale, non avendo subito l'influenza dei suoi centri linguistici, rimangono per certe caratteristiche vicini al lombardo occidentale. Perché? Perché rimangono più vicini a quello che era il macrosistema milanese di cui nei fatti parlava Sanga. Per capire come è divisa la lingua lombarda, nei fatti bisogna capire la lingua lombarda, bisogna capire la sua origine, come è nata e come si è sviluppata. Non è sufficiente ascoltare i dialetti. Farlo ci dà un qualcosa di funzionale, perché comunque l'evoluzione dei dialetti rispecchia tante cose, ma ci si può rendere conto di come esistano dei limiti dati dall'ascolto dei dialetti solo conoscendo in un modo abbastanza intima la lingua. Detto questo, io vi ringrazio per aver visto questo video, vi invito a mettere un mi piace e a condividerlo. Lasciate un commento se avete qualsiasi considerazione, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e buona continuazione.